Il direttore dell'ULSS 7, Carlo Bramezza, sopprime l'unità operativa semplice dipartimentale di senologia del San Bassiano, con una scelta che è in aperto contrasto con le schede ospedaliere varate solo 2 anni fa dal Consiglio regionale del Veneto. Ma il territorio non ci sta e arrivano immediate le prese di posizione su questo argomento così importante per tante donne della Pedemontana. Sembra che siano state prese decisioni senza il coinvolgimento della conferenza dei sindaci e soprattutto che vanno contro quella che era un'impostazione che la Regione aveva dato su Bassano, mantenendo una parte importante di questo reparto insieme con Sant'Orso, importante soprattutto per il nostro territorio, per le donne del nostro territorio, per la fase di diagnosi in particolare, insomma, che non è una cosa di secondo piano. Quello che molti sottolineano in queste ore è ciò che appare come una mancanza di comunicazione fra l'azienda sanitaria, il territorio e la politica regionale. Trovo grave che questo direttore generale continui a muoversi in completo disaccordo con la struttura, da quello che sembra, e sempre di più soprattutto col territorio. Ecco, io credo che chi ha la responsabilità politica, sia a livello di conferenza dei sindaci, sia a livello regionale, debba in qualche maniera iniziare a farsi sentire. Abbiamo sentito proprio in questi giorni la presa di posizione del consigliere Finco, molto critica, e aspettiamo a vedere adesso le risposte che ci saranno nei prossimi giorni. Giusto per fare chiarezza, ecco che cosa aveva detto ai nostri microfoni il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. La programmazione sanitaria non è in capo alle strutture tecniche e alle direzioni generali degli ospedali, ma la programmazione sanitaria da sempre sta in capo al Consiglio regionale. Quindi vorrei anche capire come mai è stata fatta questa scelta senza un minimo coinvolgimento della parte politica e senza un minimo coinvolgimento anche del territorio. Già, perché una nota diffusa dall'azienda sanitaria sull'argomento sottolinea come questo modello organizzativo, prima di essere introdotto, sia stato illustrato ai sindaci e anche alle associazioni dei malati e di volontariato, trovando, dicono dall'ULSS, pieno supporto e condivisione. Di questa condivisione e supporto chiederemo conto agli amministratori del territorio, ma sentite intanto cosa ha detto il sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, ospite del direttore Luigi Bacciali a Focus. Voglio rassicurare che io andrò a fondo, non ho nessun dubbio che quello che c'è scritto nella delibera sia vero e quindi che il reparto venga smantellato perché così è scritto. Vado solo a verificare se era stato detto in conferenza dei sindaci, ma sono pronta a far battaglia perché resti il presidio di senologia anche a Bassano, cioè sul fatto che io mi metta a disposizione per far battaglia a favore del mio territorio. Non c'è ombra di dubbio e sono pronta ad alzare le barricate in qualsiasi momento. Insomma, la Pedemontana si mobilita per difendere l'unità di senologia del San Bassiano. C'è chi promette barricate, ma c'è anche chi rimane rumorosamente in silenzio. E qui invece serve la voce di tutti per una battaglia che non è politica e non ha bandiere. Anzi, una ce l'ha, quella del territorio.